Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Salotto di Mao. Gli facciamo gli auguri perché sono 10 anni quest'anno da direttore di Film Commission Torino Piemonte, che insomma, auguri. Grazie. Buon 10° compleanno perché... Grazie. Manca ancora qualche mese, ma è 2015, quindi sì, conto... Vabbè, ci siamo. Scusate, sto ancora ridendo perché la canzone no, in lo questione so, mi ha tirato in una macchina del tempo. Ma io non lo sapevo, allora spieghiamo all'arcano, perché io se non ricordo, questa è una canzone del 90-91 e all'epoca anche il nostro direttore qui faceva l'università, facevamo l'università. Fatto per molti anni. Andavamo a lettere tutte e due perché lettere ci piaceva e se non sbaglio questa canzone, però qua non mi ricordo, forse siamo andati insieme proprio a registrarla da Madaschi, può essere, no? Perché non c'avevo la macchina, siamo andati... No, l'avevamo registrato all'Acqua Luce, secondo me. All'Acqua Luce? Sì. Vedi che non mi ricordo. No, però io stavo ridendo perché ricordavo quel concorso a Milano in cui eravamo andati. Vabbè, no, però non so niente di quello che è avvenuto quella sera, può essere raccontato in pubblico. Quindi. Esatto. Ne ridevamo con Mao perché dicevamo ma il titolo è emblematico della canzone, la televisione uccide. E poi insomma, ma questa c'è fu tutta l'avventura. un successo all'epoca, il primo successo radiofonico che ottenemmo qui a Radio Flash, perché Cosimo Amendolì era impazzito per questa canzone, gli avevo portato il provino e la mise subito su Radio Flash, quindi con quella diciamo abbiamo fatto ma vediamo un po' come è partito questo viaggio in qualche modo. C'è la scheda di Guido 2. La scheda non ha fatto la scheda di Paolo è facile, però appunto 10 anni di direttore di Film Commission Torino Piemonte e anche alla guida di Torino Film Industry Production Days, e si è sempre occupato di cinema indipendente italiano e internazionale, collaborando con Cinema Giovani, Torino Film Festival, Museo Nazionale del Cinema. No, beh, la musica è stata sicuramente ed è tuttora una grande passione. Il cinema è stato studio per un po' a Lettere Moderne, con una tesi sulla distribuzione, l'esercizio, le sale cinematografiche, la dimensione anche economica del cinema, non solo quella artistica che è fondamentale, ma anche il lavoro della macchina cinema, l'economia del cinema. All'epoca in cui studiavo cinema, anche in cui studiavamo cinema, si realizzava qualche documentario, tanti cortometraggi, però in qualche modo la produzione cinematografica di film, serie TV era, come dire, sembrava anche un po' impensabile, e poi a un certo punto i lungometraggi, serie TV, le grandi produzioni, i camion, i set, gli attori, le attrici sono diventate parte del paesaggio della nostra città grazie alla Film Commission Torino Piemonte, che quest'anno compie 25 anni. Non ho vissuto i primissimi anni di Film Commission, ma a un certo punto, in quel periodo lavoravo al Torino Film Festival, occuparmi di cortometraggi, documentari, di tutta una parte di cinema indipendente. Dopo un po' di anni di esperienze, di vari lavori nel mondo cinema, come scrivendo, recensendo, organizzando, curando retrospettive, eccetera, eccetera, come tante persone della mia età si è posto il tema di passare a, in qualche modo, o realizzarlo il cinema dal punto di vista di un lavoro in produzione o in una casa di distribuzione. A Torino in quel momento c'era una terza via, cioè quella delle istituzioni, non soltanto il Museo del Cinema o i festival, ma anche la Film Commission Torino Piemonte. Che cos'è la Film Commission Torino Piemonte? Cosa sono le Film Commission? Non è così facile da spiegare, certo, perché facciamo tante cose diverse. Certo. Però di fatto diamo dei servizi, diamo degli incentivi economici, organizziamo degli eventi, compreso le giornate cosiddette industry, che sono quelle
a servizio degli addetti ai lavori, che poi sono un convegno market, incontri one to one. Parliamo tantissimo, scusate quindi la No, ma immaginavo. Però diciamo si tratta in qualche modo di ascoltare tutte le produzioni grandi, piccole, nazionali e internazionali che vogliono girare un film, una serie, un documentario e spiegargli quante sono le potenzialità di questa regione, potenzialità come luoghi, location, come servizi che vanno da alberghi, ristoranti, laboratori di scenografie, teatri di posa, eccetera, eccetera. Negli anni il lavoro della Film Commission ha fatto crescere una realtà di tantissimi professionisti, service, società, catering, quindi da quello che una volta si diceva ma portano tutto da Roma, vi ricordate? me lo ricordo, Mi sì. ricordi? In realtà adesso molto spesso ci sono dei film che hanno il 90% di troupe torinese, e qua vengono trovate tutte le maestranze, ma anche i capi reparto, ma anche il catering, ma anche le attrezzature. Negli ultimi 2 anni ci sono anche degli studi che fanno post-produzione, effetti speciali, suono, colonne sonore e in qualche modo si può dire che appunto siamo diventati una capitale del cinema. Infatti, Siamo tornati a essere una capitale del cinema, perché come Cabiria, no? credo Quelle robe che credo di avertelo sentito dire, però mi confermi che Torino è dopo Roma come numero, diciamo, anche proprio di professionisti legati all'audiovisivo, di professionalità e strutture legate all'audiovisivo, al cinema. Assolutamente, dopo Roma abbiamo un terzo polo che per quanto riguarda l'audiovisivo, che sicuramente è Milano, per quanto riguarda la pubblicità, per quanto riguarda il fashion film e alcuni settori della TV commerciale, ma in qualche modo è un altro campionato. Tant'è che molto spesso quando vedete Milano sullo schermo è realizzata a Torino, a parte 2 o 3 inquadrature d'obbligo del Duomo o di San sì, Siro. diciamo che la nostra città si presta a essere Milano, Roma, ha tanti scorci. Dico subito questo perché è un tema su cui abbiamo sempre dei dibattiti abbastanza intensi, perché molte volte dicono benissimo, bravissimi, però non è veramente Torino. Allora noi abbiamo una cosa che capita, che appunto molto spesso viene scelta questa città, questa regione, per mettere in scena Parigi. Se avete visto Le Deluge, gli ultimi giorni di Maria Antonietta, avrete visto che Maria Antonietta e il re sono inclusi tra un po' Stupinigi e un po' Venaria. Molto spesso non è solo Parigi, ma è Roma. Molto spesso ricorderete Benvenuto Presidente, che al cinema o in TV Con Claudio Bisio. con Claudio Bisio diventa Presidente della Repubblica, e i palazzi del Quirinale, di varie stanze, sono molto riconoscibilmente dei palazzi storici di Torino, Venaria e altri luoghi del Piemonte, ma molto spesso in modo anche sorprendente San Pietroburgo è stata messa in scena a Torino, perché gli architetti che hanno realizzato San Pietroburgo sono alcuni gli stessi che hanno lavorato nelle nostre residenze reali, e lo stile e una serie di elementi possono permettere di mettere agilmente in scena anche quello. A un certo punto, cercando di non ridere, perché quando abbiamo detto sta per avvenire abbiamo detto vabbè, questa è un po' grossa, però anche New York, la New York perlomeno dell'Ottocento è stata messa in scena. New York e San Francisco dell'Ottocento è stata messa in scena Ai Docks l'hanno fatto. tra i Docks e tra altri luoghi del Piemonte. Quindi, come dire, siamo felici di aver convinto produttori italiani, francesi, svizzeri, tedeschi, come nelle barzellette, ma anche americani, inglesi e anche indiani. Noi abbiamo avuto un momento magico e abbastanza, anche in questo senso, comico. Durante il Covid, durante la variante indiana, abbiamo ospitato 75 indiani che hanno realizzato un colossal bollywoodiano tra Torino e dintorni, e altri film più piccoli. Insomma, siamo riusciti a far capire all'industria cinematografica mondiale che
questo è un luogo con delle potenzialità enormi, ma soprattutto al di là del luogo quello che ha convinto e ha conquistato i cuori di molte persone sono le persone. Sono le persone nel senso che sia i lavoratori del set che gli attori, perché qui ci sono tantissimi attori e attrici che hanno studiato, si sono formati a Torino tra la scuola del teatro stabile e altre scuole, accademie, ma anche tutti i professionisti del set, ma anche tutti quelli che lavorano a vario titolo in un film, perché un film è un po' una città nella città in cui ci sono anche truccatori, parrucchieri, sarti. C'è una... Ecco, mi fa molto piacere, visto che c'è un tema che è molto all'ordine del giorno, quella del gender balance, della presenza femminile, di poter dire che se le registe sono ancora minoritarie, ecco, tutti gli altri ruoli del cinema, del set, stanno vedendo finalmente produttrici, ma anche macchiniste ed elettriciste. Sui set c'è una presenza femminile sempre più forte, c'è una presenza di giovani sempre più forte, perché c'è un rinnovamento costante Generazionale, certo. generazionale, è anche un lavoraccio, nel senso che uno pensa sia come dire, tutto molto magico e lo è. Dopodiché molte volte appunto una produzione cinematografica vuol dire magari 6 mesi continuativi a 6 giorni alla settimana, con magari 3 settimane di notturna di seguito, di riprese all'aperto, per cui insomma c'è una dimensione di avventura nel fare questo mestiere che è molto notevole. Bisogna essere, non è un lavoro per vecchi, insomma, quello che dicevi, no, è un lavoro come dire, è un lavoro per giovani a tutte le età, no? Che qui ho visto personalmente delle persone over 90 dirigere per 12 ore di seguito dei set con dei ritmi infernali e con grande passione, ecco. Sì, diciamo, se avessimo immaginato Torino così 30 anni fa sarebbe stato quasi impensabile, perché non era questa situazione. Però parlavi di persone prima, e mi verrebbe da dire quindi che in qualche modo Galeotta, anche di questa tua avventura, è stato poi, come dire, il corso di storia del cinema, Gianni Rondolino, quell'aula di Palazzo Nuovo, perché sicuramente tu non è che avessi parenti, diciamo, nel mondo dello spettacolo, che io mi ricordo, non c'hai parenti attori, registi, no? Scusate, vediamo, ma entrambi siamo stati nelle rispettive case e conosciamo i genitori. Quindi abbiamo case anche scantinati e garage dove si facevano le prove, quindi conosciamo Galeotto è sicuramente stata decisiva per me, ma come per molte persone, l'università. E in questo senso ti ringrazio di nominare appunto il tema università. Per me personalmente all'epoca sicuramente Palazzo Nuovo, l'Aula 36, i corsi i corsi di Gianni Rondolino e anche di Paolo Bertetto, Dario Tomasi, Giulia Carluccio e così via. Sto vedendo delle emozioni in sala di persone che... Ma poi scusatemi, poi potrei andare avanti, Jaime Alonge, eccetera, eccetera. Insomma, l'università è stata fondamentale, e quello che colpisce tutti quando si viene a girare a Torino, molto spesso mi viene a dire: no, ma scusate, ma anche i macchinisti sono laureati in cinema. Vedi? Beh, questo è interessante. Vanno a discutere, cioè possono discutere dell'inquadratura citando Bresson piuttosto che... Eravamo a un livello altissimo con Rondolino lì, e ovviamente è stata decisiva l'università. Negli ultimi anni si è aggiunto il Politecnico di Torino, che da alcuni anni è un corso in ingegneria del cinema e nei mezzi di comunicazione. Questo corso sta sfornando tantissime persone che immediatamente o quasi lavorano, a volte appunto magari non sui set, ma lavorano negli uffici, negli studios di post-produzione o di animazione, perché mi fa piacere dire che a Torino il Piemonte non sono soltanto i set che vedete, ma sono anche tutto il mondo dei documentari e il mondo del cinema di animazione. Il 20% circa dell'animazione italiana si fa qua. Molti ricorderanno La Freccia Azzurra, La Gabbianella e il Gatto e altri grandi classici, ma c'è una continuità anche in questo senso, quindi abbiamo tutta una serie di case di produzione di cinema d'animazione che
insieme al corso, al centro sperimentale di cinematografia, alla Scuola Nazionale di Cinema, che ha a Torino qua il corso di animazione, che ha come dire, sfornato una serie di artisti. Posso citare Donato Sansone, che Grande più chi meno Sansone, conosce aver presto ospite qui per i rapporti anche con la musica, con i videoclip. Ma al di là di quello ci sono veramente centinaia di persone che lavorano per serie TV di animazione per i più piccoli, ma stanno nascendo anche dei progetti di animazione per il pubblico adulto. Quindi sì, in realtà devo dirti, anche 2 o 3, 4 anni fa non sembrava così possibile. È stato decisiva l'azione della Regione Piemonte. Peraltro in sala c'è anche una delle persone con cui poi ho lavorato alla progettazione dei bandi, che hanno dato un grande stimolo alla vita cinematografica. La Film Commission è fatta di non molte persone in sé, però appunto una decina di persone che lavorano quotidianamente, più 30, 40, 50 persone che lavorano costantemente a fare i sopralluoghi, a fare i casting, perché i casting sono un'altra dimensione importante. Voi pensate che ci sono delle serie TV che assumono a questo punto tutta una serie di figurazioni, ma poi anche centinaia di comparse. Però Paolo, in questa evoluzione che ha investito ovviamente tutta la città, con uno sviluppo incredibile per quanto riguarda il sistema cinema, cioè è curioso perché comunque anche la Film Commission come sede è evoluta, per cui immagino che all'inizio fosse magari un piccolo ufficio, Sì. no? E poi è diventata, ora è una città, cioè una cittadella dentro un ex edificio industriale. Sì, ma allora la Film Commission all'inizio aveva un piccolo ufficio vicino al Teatro Carignano. Tra l'altro vedo buttalo via. Vicino proprio alla vicino alla libreria Luxembourg, da casa. Di un tempo e anche quella contemporanea. E anche quella contemporanea. Quindi in una delle piazze più importanti per il cinema di sempre e per la cultura di sempre. Poi c'è stata una seconda sede in via Cavour, sempre molto più piccina, e poi a un certo punto nel 2008 si è inaugurata la sede di via Cagliari, cioè 10.000 metri quadri di ex lanificio riconvertito. È stata la prima volta in cui in Italia è nata una sede che ospitasse non soltanto l'ufficio della Film Commission, ma una sala casting, una sala cinema, una tintoria per i costumi e una serie di spazi per uffici temporanei, attrezzerie, falegnamerie, sala costumi. Fantastico. A questo punto nel corso dell'anno possiamo ospitare contemporaneamente 5 o 6 case di produzione. Alcune stanno lì 2 settimane, 3 settimane, alcune 6 mesi. Voi avete visto recentemente, qualcuno si ricorderà 2 autunni fa, in cui tutta la zona da Teatro Carignano, Luxembourg, Piazza Castello, Museo del Risorgimento, Piazza San Carlo era costantemente con cavalli, carrozze e persone vestite in un marsine che andavano dal Settecento a inizio XX secolo, perché c'è stata una convivenza c'è stato un momento in cui ci confondevamo noi stessi tra il Conte di Montecristo, Gattopardo, Lydia Poet, Leopardi, Mameli, per cui Stupendo. abbiamo avuto un momento magico in cui alcuni attori ogni mattina ci hanno confessato che sbagliavano perché andavano a caso verso dei camion. Allora, ciao! E non era il loro set. Non era il loro film. Abbiamo avuto un momento surreale sul Po, in cui a un certo punto stavamo seguendo quella produzione spagnola e in scena è entrata una barca con una telecamera con tutti che con le radio urlavano di fermarsi, e poi è volata la frase: ma non sono dei nostri, è un altro film. No? C'è un po' di traffico. Come in un film di Mel Brooks è entrata una troupe dentro il campo dell'altra. Sì, no, non potevamo immaginare che succedeva tutta questa roba qua.
Però è successo questo e contemporaneamente, mentre c'è tutta la città, c'è una sede in via Cagliari in cui dalle 4 del mattino, perché molte volte c'è da preparare tutti quanti, tutte le comparse, eccetera, eccetera, prima dell'inizio delle riprese, quindi dall'alba fino a tarda notte c'è un entra e esci di camion con i costumi, le troupe, e negli ultimi 2 o 3 anni ogni volta abbiamo avuto 17-18 società ospitate. Mi piace citare Lydia Poet, che ovviamente siamo alla seconda stagione girata e messa in onda. Matilda De Angelis sui social ha lasciato chiaramente capire che partirà una terza stagione e in qualche modo mi piace citare anche Blocco 181, non è ancora uscita la seconda stagione, sì. ma forse qualcuno ha letto che la seconda stagione si intitolerà Gangs of Milano. Se vedete il trailer riconoscete immediatamente Parco Dora e poi altri luoghi di Torino. Grandioso. E capite che anche Gangs of Milano l'hanno girata a Torino. Quella produzione ha lavorato a cavallo tra 2 anni per tantissimo tempo. I produttori i produttori esecutivi avevano lavorato qua per La bella estate di Pavese. Finito la produzione hanno detto noi adesso facciamo di tutto e di più Per tornare. per convincere tutti quanti a spostare Blocco 181 qua, e spesso capita questa cosa, che sulla cosa di avere una sede che in qualche modo diventa casa loro, sulla cosa di avere una città che in qualche modo diventa casa loro, ma anche una casa in cui in un'ora vanno a sciare o poco più sono in Liguria, non è che sei... capito? È inutile che vi dica, tra l'altro questo con dei danni anche professionali importanti, che l'enogastronomico è uno degli elementi forti che fortissimi nella convinzione. Questo hotel, questo ristorante, insomma, è stato uno degli asset strategici, come si dice, nel convincere i progetti, ma un po' tutta la città, no? Un po' tutti voi anche, no? Nel momento in cui le case di produzione ci dicono, gli attori, i registi ci dicono ma qua noi ci sentiamo a casa, cioè normalmente in alcuni luoghi a un certo punto ci siamo trovati proteste e lamentele, basta, andate via. Da noi qua arriva tutti stanno al lato del set, guardano, fanno delle foto ma con grande attenzione, certo. E la cosa che sconvolge tutti, posso dirlo, è che ci dicono buona giornata e buon lavoro. Un po' di educazione. Un noto presentatore TV un giorno mi ha detto devo dirti che l'altro giorno c'è uno dei nostri che si è messo a dare mangime ai piccioni, pure i piccioni venivano in fila uno per uno, anche loro sono più educati. Facciamo una bella figura, quindi questo per darvi un po' il senso del contesto, che quindi il fatto di poter contare su cittadine e cittadini che partecipano con condivisione, con passione, questo è uno degli strumenti secondo me decisivi. Hai detto bene, quella sede che è stata un'invenzione. Mi piace citare che insomma ci sono stati 2 inventori iniziali, cioè il presidente Marco Boglione e il direttore Giorgio Fossati, che hanno messo certo. dei basamenti importanti, a seguire Steve Della Casa, Davide Bracco, che hanno proseguito, Paolo da Milano, Paolo Tenna, che sono stati altri, come dire, motori, autisti di questo, enorme, di questo Magic Bus. E poi insomma nelle ultime stagioni con la presidente Beatrice Borgia, con tutto il GDA, con la squadra, però appunto ci piace ogni volta dire sì, ma non siamo solo noi Film Commission, cioè siamo un po' tutti Film Commission. Sì. Questo in effetti, infatti, quello credo che sia molto percepito, infatti non è devo una dirlo. realtà, esatto. Molto interessante. È anche molto buffo, perché molte volte ci chiamano le persone dicendo ma senti, è venuto uno a chiedermi da questa location, dice che è di Film Commission. È vero, perché molte volte molti anche vanno portandosi avanti. Esatto, non esageriamo.
Però questo è molto divertente, posso dirvi, tanto poi verrà editato, no, questo podcast. È chiaro, lo edito io. Allora, come diceva Lucio Dalla, bisogna stare non bisogna aver paura, ma starci un poco attenti. No? Ci sono anche i delinquenti, ma non bisogna aver paura. In realtà, fino a qua, quasi tutte le produzioni sono state ineccepibili. Un paio di volte è capitato di alcuni che non sono rimasti proprio puntualissimi con i pagamenti. Però è stato molto buffo perché a un certo punto abbiamo capito chiaramente questa cosa. Un produttore una volta ha detto a un altro, mentre stava cercando di capire questo, se si poteva avere a gratis certi luoghi, eccetera, eccetera, l'altro gli ha detto: no, stai attento che ovunque vai, 10 minuti la Film Commission poi lo sa. Okay. La voce arriva immediatamente. Questo vuol dire che abbiamo una rete di cittadini, no? Che vi informa, Enti pubblici o privati che in qualche modo quando arriva qualcuno che si candida come produzione, in qualche modo poi ci arriva il messaggio: ma sono dei vostri? È ok? E anche chiedono, no? In qualche modo è una produzione, possiamo chiedere molto? Perché credo vi sia chiaro, molte volte, cioè, se c'è una produzione importante c'è un budget per le location, ok? E quindi se in qualche modo c'è grande gioia quando si vede una produzione, perché tutti sanno che ci saranno 100 persone che lavorano, ma anche 500 comparse che lavorano, ma anche ristoranti, appartamenti, ville che vengono noleggiate come location. Questo... Infatti è una storia tutto sommato veramente sorprendente, un grande successo questa qui di Film Commission. E io, diciamo, sul calar di questo incontro volevo farti due domande velocissime. La prima riguardo, diciamo, al passato. Abbiamo parlato prima dell'università e in qualche modo Cinema Giovani anche è stata, come dire, un'esperienza importante. Oggi chiaramente siamo, come dire, distanti anni luce da quelle dimensioni lì. C'è però qualcosa che rimpiangi o che magari qualcosa che vorresti poi riuscire a riportare, qualcosa che ti manca, se c'è? E poi volevo chiederti chiaramente quali sono le prossime sfide che hai, diciamo, davanti sul tuo tavolo, ecco. Guarda, io Torino Film Festival continuo a mi viene sempre un po' da chiamarlo Cinema Giovani, c'è anche modo, a me, sì. perché insomma sono convinto che quel festival in cui siamo stati tutti quanti spettatori appassionati, io ci ho anche lavorato a tempo pieno per molti anni, aveva e ha una caratteristica unica e eccezionale, e cioè questa attenzione ai nuovi talenti, al nuovo. Allora, questa cosa di cercare costantemente opere prime e seconde, nuovi autori da tutto il mondo, nomi non conosciuti, e, come dire, scoprirli quando non sono ancora conosciuti e dare l'opportunità anche di condividerli col pubblico quando ancora non sono conosciuti. Questo secondo me è un elemento prezioso che si è mantenuto nonostante il cambio dei direttori, il cambio delle epoche, per cui credo che sono contento di questo, che in qualche modo c'è sia al festival che nelle giornate industry che noi organizziamo in parallelo, ci sono un sacco di under 25 che sono a riempire le sale, a riempire le stanze. Mi spiace che non conoscono tantissimi dei film che per noi erano importantissimi, no? Ma nello stesso tempo sono molto curiosi, quindi no, non rimpiango niente, sono strafelice di aver vissuto quelle stagioni da ventenne, da trentenne, da quarantenne e così via, perché va avanti la lista ancora un po'. Ci vorrebbero dei locali però, che fanno programmazione. Però mi piace tantissimo di vedere adesso dei ventenni o anche meno con cui si può anche litigare di cinema, no? Con cui loro appunto ti dicono che questo film è meraviglioso e tu gli dici no, questo è meraviglioso. E quindi c'è un dibattito perché
vuol dire che c'è un interesse, una passione, e che sta benedetta roba che già quando eravamo ventenni ci dicevano qua è finito, il cinema è finito, ti ricordi? No, è finito. Era finito all'epoca, È sì. finito. E invece no, ma no. del resto la televisione, vi ricordate? La televisione è finita, non la No, guarda certo. più nessuno. Ma non è Conte vero, di Montecristo non è sta vero, facendo- Ma non è vero. No, certo. Quindi no, ma sai, il romanzo è finito, nessuno legge più, ma non è vero. No, meno male, Hai che non ragione. è finito, Quindi- meno male, e che continua, e anzi che in qualche modo la nostra città è diventata anche E la un nostra volano. città è in prima fila in tutte queste cose qua, sul cinema, sulla televisione, Il sui libro. libri. No. Speriamo, Questo- che bene. Quindi novità, abbiamo almeno 10 film e 5 serie TV già lì, ai blocchi di partenza, anzi alcune sono già partite ma non lo sapete ancora, ma tra un po' ve lo diciamo. Abbiamo una serie di anteprime che faremo nel corso dell'anno. Stiamo per annunciare che quest'anno invece che 4 milioni per il lungometraggio e serie TV sono 7, quindi siamo l'unica regione che sta investendo. Quindi c'è stato avete letto ovviamente dei problemi a livello nazionale, i tax credit, i finanziamenti, eccetera, eccetera. Noi stiamo spingendo e dicendo siamo qua. Ottimo. Bene, siamo contenti di testimoniare almeno un settore che in questo momento è in grande ripresa, almeno qui a Torino. E, insomma, Complimenti a Paolo. Complimenti a Paolo Veramente. Manera che ci sei venuto a raccontare questa cosa qui al salotto. Speriamo di sentirne ancora tante altre. Speriamo poi di vederti anche una volta suonare qui al salotto. La prossima volta vieni a Promesso. suonare. Prossima insomma. volta. Prossima volta vieni a Giuro. suonare. È una promessa, signore e signori. Paolo Manera. Corto. Corto. Io sto ancora pensando a quella notte- Corto. Il salotto di Mao.